Oggi è un incontro importantissimo in RFI a Roma con l'amministratore delegato Aldo Isi, che ci ha dato subito la disponibilità a trattare il tema delle chiusure. L'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante a margine dell'incontro svoltosi a Roma con l'amministratore delegato di RFI Aldo Isi. Al centro del confronto sono stati posti lavori fondamentali che interessano la tratta riguardanti la sua manutenzione delle gallerie sia il progetto ferroviario complessivo. Si tratta di opere necessarie che tuttavia comportano ricadute rilevanti sul traffico passeggeri e in modo particolare su quello merci che fa capo al porto di Trieste, agli interporti, ai consorzi di sviluppo economico e a tutta la catena produttiva del Friuli Venezia Giulia. Per mitigare l'impatto di questi cantieri la Regione e RFI stanno valutando congiuntamente soluzioni tecniche volte alla compensazione dei tempi di esecuzione e a una riorganizzazione delle chiusure. L'obiettivo dell'amministrazione regionale è infatti quello di coordinare i cantieri locali con le altre chiusure internazionali, evitando così di generare ulteriori disagi al sistema ferroviario europeo, preservando la competitività della piattaforma logistica regionale. L'esecuzione degli interventi sia con la riorganizzazione per evitare che ci siano lunghi periodi di chiusura, quindi queste possano essere sì dilatate nel tempo ma rese sostenibili con interruzioni più lente. Non siamo gli unici a fare i lavori, l'anno prossimo ci sarà la chiusura della linea dei Tauri in Austria, di conseguenza cerchiamo di agganciarci ad altre chiusure per evitare disagi ulteriori sul sistema ferroviario